Assistenza sanitaria a 360 gradi nel litorale veneziano in vista dell'estate. È stato infatti attivato un potenziamento dei servizi di urgenza ed emergenza, quindi di assistenza sanitaria per una delle località che raggiunge le 300.000 presenze giornaliere nel periodo estivo. Si tratta del progetto Vacanze in Salute, presentato in un incontro con i giornalisti venerdì 31 maggio. Il flusso turistico della provincia di Venezia richiede ogni anno un'ampia organizzazione dei servizi, ma da quest'anno, con l'avvio del progetto Vacanze in Salute, i circa 16 milioni di visitatori potranno usufruire di potenziati servizi ospedalieri che vanno dall'assistenza ai bambini a quella agli anziani, con la presenza di un medico di base sempre disponibile a ricevere gli utenti o un pronto intervento specializzato. Significa il vero valore aggiunto in più da dare a quasi 32 milioni di presenze turistiche che entrano in Veneto e danno come grande valore il fatto di avere una vacanza tutelata da un punto di vista sanitario a 360 gradi. Il progetto è stato presentato alla presenza del governatore del Veneto Luca Zaia, Francesca Zaccariotto, presidente della provincia di Venezia, Valerio Zoggia, sindaco di Jesolo e il direttore generale dell'UIS 10 Carlo Bramezza, insieme agli operatori turistici del litorale. Questo è il centro della medicina turistica, questo diventerà un centro di eccellenza per la riabilitazione e un grande pronto soccorso che assieme agli altri punti di primo intervento di Caorle e Bibbione devono garantire nel periodo estivo l'assistenza sanitaria a 16 milioni e mezzo di turisti. Questa è l'azienda sanitaria che nel periodo estivo diventa la più grande d'Italia e una delle più grandi in Europa e noi dobbiamo essere in grado di garantire la sicurezza ai nostri turisti e ai nostri cittadini. Ma non è tutto, l'ospedale di Jesolo dispone anche di una nuova eliosuperficie, inaugurata con una vera e propria simulazione di pronto intervento con un elicottero del SUEM, una pista attrezzata anche per l'atterraggio notturno. Oltre al potenziamento dei servizi dell'ospedale di Jesolo si prevede l'attivazione di un punto di intervento a Bibbione e il potenziamento di quello di Caorle, insieme all'ampliamento degli ambulatori a Portogruaro e San Donà di Piave. Tanti distretti distaccati ma miranti a garantire servizi specializzati per enorme flusso turistico nelle spiagge veneziane, con addirittura del personale che farà da interprete tra gli operatori sanitari e i turisti stranieri.